Ma ragazzi, prima di cominciare la prima parte dell'ultima giornata delle Olimpiadi, volevo fare vedere le medagliere che mi sono dimenticato di mettere nell'ultimo video. Siamo avvicinati agli Stati Uniti, siamo 31-29, sfida incredibile, nei totali siamo a un bel vantaggio. Cina e Gran Bretagna, comunque Giappone, tante medaglie, sono molto più, diciamo, rispetto al solito, una distribuzione migliore. Ecco, da dire, ragazzi, la Finlandia, da non essere dentro medagliere in una giornata, 3 ore, nella top, mostruosa, superata anche la Germania, pazzesco. Niente, poi anche l'Argentina ha fatto un bel passo, perché anche l'Argentina, insomma, la troviamo. Eccola qua con un oretto, bene, ha superato tante nazioni. E niente, ragazzi, la sfida è incredibile, 31-29, manca l'ultima giornata, che sono tante però discipline. Cioè, guardate, 100 metri, 800 metri, heptathlon doppio, decathlon doppio, 1500, 400, calcio, pallavolo, basket 3 contro 3, ciclismo, ciclismo a sbrega, ping pong, ciclismo cronometro, equitazione con corsa a squadre, dressage, maratona, cavallo, abbiamo nuoto con i 200 misti, 400 misti e 4% misti, quindi chiudiamo anche con il nuoto e il 400 stile libero. E niente ragazzi, poi c'è la maratona, c'è maratona uomo e donne. Ok, come prima in questo video facciamo tutte diciamo le cose, ci spariamo tutte le foto diciamo da Atene e io andrei a fare sinceramente eh, basket e i vari ping e pong. Ragazzi, eravamo ping pong, doppio maschile, doppio femminile e misto. Qua ragazzi spiego, si parte già in finale, quindi in questo caso abbiamo questa cosa qua, che siamo contro la Cina, quindi sappiamo che il Giappone è sempre bronzo nelle tre e qua ci giochiamo con la Cina gli ori. Tutorial non mi ricordo più un cazzo. Il ping pong qua è così. Per fare condicio bisogna farlo con ogni gioco. Ok. Bene. E possiamo andare? Muovi R così e così. Bravo. Ok. Vai. Andiamo. Qua abbiamo potenzialmente 3 ore. Però la Cina è un avversario duro. Nell'ultimo giorno delle Olimpiadi. Vediamo se riusciamo a fare It's the Miracle. Abbiamo ancora tantissime medaglie in quest'ultima giornata e la Cina sembra in difficoltà, la China. Godimento lento. Fuori, 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 fuori. No, mamma, la Cina comincia a svegliarsi. It's the China. Mamma mia. Lo so, lo so, lo so. Lei è dura. Qua è terreno cinese. Non ne sbagliano una, non ne sbagliano una.
Sbagliano una purtroppo. Ecco, scusate un attimo. Ragazzi, facciamo vedere i secondi set perché non mi ricordavo che fosse con il meglio dei due set, ma stiamo prendendo le bombe, ragazzi. Qua altro che 3 ori. Io ci provo, ma per il momento lei è un disastro. E vaffanculo. Ogni tanto arriva 5-2, se arriva a 7. Primo set alla China. Dai, che non sono nessuno questi, dai. No, sono i più forti del mondo. Attenzione! Crollo cinese. Crollo cinese. Oh, oh, oh. No, ma dove cazzo vado? Attenzione, si gioca la medaglia la China. Rally starting to build. Awesome defense from both players with this rally. Bobo Ciccia perde. Secondo Cina, Cina, Italia, Giappone. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Tennis table. Vai. Raga, siamo al terzo set. Il primo l'ho vinto io, il secondo l'ha vinto la Cina. È incredibile, me la sto giocando adesso. Dai. Nel doppio maschile. No, zio cane. No, no, no. Dai, me non la vedrete, devo prendere gli Stati Uniti, cazzo. No. Sbaglia anche la Cina è battibile. Anche la China è battibile. No, troppi errori gratuiti. Anche la Cina sbaglia però. 2-2. Mamma che finale questa. Dopo la scoppola presa nel doppio femminile. No, come no, anticiparlo così. Mamma mia. Purtroppo la Cina è più forte. Dai. 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 Bello questo. Non può averlo preso. Troppo forti. Cinesi, troppo forti. Mamma mia. Mostri, mostri, mostri. Mostruosa la Cina. Secondo oro per la Cina. Andiamo con il doppio misto. E finisce anche il programma olimpico del Pong Pin. Vai. Ci vediamo per l'ultimo set. Raga, mi ha perso il primo set, stiamo prendendo anche il secondo. 5-3. Non riusciamo. È impossibile, è impossibile. La Cina si becca 3 bomboni d'oro. Finisce qua, ragazzi. 3 Cina, 3 argento, Italia, 3 Giappone. Raga, siamo alle finali contro gli Stati Uniti del basket, è incredibile. Sempre contro USA. Non ci posso credere. È proprio la sfida delle sfide. Che Olimpiade.
Olimpiade sublime per Italia e Stati Uniti. Buono. Dai ragazzi, vinciamo sta finale e pareggiamo gli ori in attesa delle discipline di atletica, che sono tantissime. Adesso non so quanto dividerò la giornata, se in uno, cioè se in 3 o in 4 giornate. Sicuramente non meno di 3. No, mattone, mattone. Merda. Quindi il primo quarto un buon 4-0. Dopo le delusioni del ping pong, vediamo se riusciamo a prendere l'oro qua. No! Dalla media, niente. No, che cagata. Stiamo sbagliando tanto. Da casa sua. Vai. Calma ragazzi, Italia 4, USA 2. Bravo, intratona di veneziano. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. No, triplone. Questo è pesante. 6-5, mamma mia. Tra Italia e USA c'è una rivalità incredibile. Bravo, come in queste Olimpiadi stiamo giocando medaglia su medaglia. No, tapin. Grazie. Non è che l'America c'è, però... No. Niente, non ne mettiamo una da 3. No, la perdiamo, vai, fartelo sbattere nel culotto. Ancora, ma la recuperiamo. Da centrocampo. Va bene, 8-5 più 3. Ti prego, vinciamo sto oro, vinciamo sto cazzo di oro. No, prova la triplona. Ancora USA, è stoppata! E la mette, zio Ken. Zio Clark Kent. No, non fa l'entrata, meno male, solo rete. No, così. Non ci credo. Non ci voglio credere. Un tiro speciale che non riesco mai a farlo. Cosa ha messo in girata? Cosa ha messo? Ti prego. Yes, è oro, è oro. Oro Italia, godo. Mamma mia. Algeria si becca il bronzo. La Francia e gli Stati Uniti stavolta devono accontentarsi del bronzo, sconfitti in semifinale. E andiamo. Vai. Contro la France. Vai. Italia-Francia per il sorpasso nel medagliere. Ultima disciplina per oggi. Basket a 3 maschile. E un bel po' del primo giorno, dell'ultimo giorno è stato completato, ma mancano i pezzi forti. Attenzione, triplone della Francia. No, non possiamo perdere la possibilità di superare la Francia, gli Stati Uniti proprio contro i francesi. Oh baby! Attention s'il vous plaît. Merci. Non ci voglio credere. 2 bombe della Francia, va bene. Va bene. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto. Andiamo sul sicuro, però non riusciamo. E la sbaglia, Ti prego, segna. Oh yes, allo scadere. Pesante questi 2 punti. Pesanti come un film di Fassbinder.
stoppone. Niente, la Francia è stato di grazia. Stato di grazia francese. Solo rete! Solo rete. No. Ne prendono sempre loro. Manco mal, manco mal. Trovo una pazzia ed è solo rete! Pesantissimo sul secondo quarto per noi. Buono, buono, buono. Questa ultima giornata sta andando molto bene. E vai! È bella questa. Vai piccolo Cube. Vai piccolo Cube. Vai piccolo Cube. No, che mattone. Che mattone. Da casa sua non può metterla. E non la mette. Attenzione, veneziano, bum bum, ancora errore. Da casa sua, da casa sua. Il talentissimo l'ha messa. E siamo pronti a superare gli USA nel medagliere. Ma stiamo calmi, manca ancora una vita, va veneziano, ancora splendido. Prova il triplone. Niente. Bello. Giochiamo con il cronometro. Guarda il Cube, guarda il Cube, guarda il Cube, guarda il Cube. Vai. Triplone. Sempre mattoni, ma veneziano la recupera e la mette in tap-in. Signori, superiamo USA in questa prima parte dell'ultima giornata delle Olimpiadi. Ragazzi, ecco il medagliere ed è bellissimo. 32, 24, 27, 82 totali, USA 31, 28, 9, 68 totali. Il dominio c'è, nel totale siamo in completo dominio. Negli ori siamo ancora là, gli argenti ci stiamo avvicinando, ma è pazzesco. La Cina comunque si fa sotto con 17 medaglie d'oro, ragazzi. Grande Cina, Gran Bretagna 14, Giappone 12, poi via via tutte le altre. Adesso abbiamo il calendario olimpico. Ho spuntato quello che abbiamo fatto. Nella seconda giornata ci sarà calcio, pallavolo e le discipline di ciclismo. Quindi abbiamo le due sport di squadra e tutto il ciclismo. Poi nella quarta probabilmente tutta la parte del... ci sarà, diciamo, il nuoto, il stile lì, 400 stile libero e il... come si chiama? Dove cacchio è? I 200 misti e 400 misti. Quindi tutta la parte del nuoto finale. E dopo nella giornata finale abbiamo gli 800, i 1500, i 400 ostacoli, no, in realtà abbiamo corretto e Decathlon, quindi in 5 giornate penso che divideremo, perché mamma mia, veramente è mostruoso. In 4 o 5, forse riesco in 4. Vabbè, comunque abbiamo ancora tantissima carne al fuoco per queste Olimpiadi che stanno emozionando tutti, soprattutto statunitensi e americani. Ciao!